Euroregione.news. Due palazzi storici collegati e voluti dalla nobile famiglia Antonini nel cuore di Udine. Il primo, commissionato nel 1556 da Floriano Antonini ad Andrea Palladio e oggi sede del rettorato dell'Università di Udine, e il secondo palazzo, costruito nel 1700, il cosiddetto palazzetto che, del palazzo progettato dal Palladio, ne fu il prolungamento, oggi di proprietà della Fondazione Friuli, che lo ha restituito nel 2023 alla città, completamente restaurato. Ora a raccontare suggestioni, preziosità e patrimoni conservati nel palazzo è il libro curato a quattro mani da Elena Comessatti e dalla storica e archivista Liliana Carnielutti. Il libro si intitola Dentro Palazzo Antonini Stringer, il secondo nome aggiunto recentemente in ricordo dello statista Bonaldo Stringer, che nel 1900 fu nominato direttore della Banca d'Italia, che proprio in quell'anno si trasferì nei due palazzi dopo averli acquistati da Rambaldo, ultimo degli Antonini. Un libro che illustra il palazzo Antonini Stringer recuperato a nuova vita con un restauro, una ristrutturazione brillante, per mettere assieme tutti quelli che nel tempo hanno lavorato in ruoli diversi a favore della Fondazione. Il superbo recupero del palazzetto, firmato dallo studio 8 Around Design, diretto da Paola Veronese, non ha solamente un valore funzionale agli uffici della Fondazione Friuli, ma è uno spazio aperto alla cultura, avendo ospitato nella grande sala convegni già ben 160 tra convegni ed incontri nel 2024 e 230 nel 2025. La destinazione, la funzione di aggregazione e di convergenza di eventi culturali attraverso degli spazi che sono fruibili e sono già stati ben utilizzati fino ad oggi. Beh, certamente la città di Udine ha un privilegio straordinario, perché oltre a questo palazzo e la sala convegni, dove l'anno scorso ci sono stati ben 160 occasioni per utilizzarla e quest'anno 230. E grazie alla Fondazione tra un mese circa inaugureremo in via Manin uno studentato con 250 posti letti e un ristorante, cosa che non ci sarebbe stata mai se non per intervento della Fondazione. È un grande servizio che dura nel tempo ed è destinato a perpetuarsi a favore di Udine in particolare, ma non solo di Udine, del nostro Friuli. Nelle sale espositive lascia a mirati visitatori la collezione di dipinti, sculture, stampe e grafiche selezionata dalle oltre 600 opere d'arte conservate dalla Fondazione Friuli e che furono il patrimonio della Cassa di risparmio di Udine Pordenone e del Monte di Pietà. Il libro è un vero e proprio viaggio narrativo e fotografico che prende spunto dalle affollate passeggiate rock condotte a primavera 2024 con i cittadini, camminando attraverso le stanze, sulle terrazze, nelle soffitte del palazzo, rivissuti con le parole. Il recupero di questi luoghi ha valorizzato anche elementi artistici del palazzo, dai soffitti affrescati allo scalone progettato dall'architetto Pietro Zanini, chiamato a collaborare dall'ingegnere Lorenzo De Toni, già autore nel 1899 della prima sistemazione del palazzetto affinché ospitasse la Banca d'Italia. La presentazione del libro è stata anche occasione da parte del presidente della Fondazione Friuli, Bruno Malattia, per ringraziare tutti quanti si sono adoperati nell'impresa di recupero e nelle attività della Fondazione, sintetizzabili, come ha illustrato il direttore della Fondazione Luciano Nonis, su 3 numeri chiave: 210 milioni di euro in erogazioni dal 1992 ad oggi, di cui 180 milioni circa assorbiti da progetti nei settori della cultura, arte, educazione, istruzione, sanità, assistenza, beneficenza e volontariato, e da un attivo patrimoniale superiore a 500 milioni di euro che posizionano la Fondazione Friuli al 24° posto in Italia su 85 fondazioni di origine bancaria. Continuità che è garantita da una gestione del patrimonio attenta ed accurata, che in una prospettiva anche di lungo periodo consentirà alla Fondazione di continuare a dare quel sostegno alla società e alle attività culturali di varia natura che essa è in grado di esprimere. Nello stesso tempo il palazzo costituisce per Udine, ma non solo per Udine, un'occasione per poter visitare quella che è la custodia di tesori d'arte dal 1500 in poi, che sono patrimonio
prima del Monte di Pietà, poi della Cassa di Risparmio e con altre acquisizioni che anche recentemente sono state effettuate.